Dopo il ritorno a casa, per certi versi perfino inatteso, di Walter Onichini, ora si delinea meglio quello che potrà e quello che non potrà fare. Il macellaio di Legnaro, che ha potuto riabbracciare la famiglia a Camponogara, infatti, dove si è trasferita, è stato ammesso in prova ai servizi sociali dai giudici del Tribunale di Sorveglianza, anche se la Procura Generale aveva dato parere negativo. Condannato in via definitiva a 4 anni e 11 mesi, ne ha trascorsi circa 1 e mezzo in carcere. Uscito dal penitenziario Due Palazzi di Padova, anche per essersi dichiarato pentito per ciò che ha fatto, ora le sue giornate saranno scandite dal lavoro e dal volontariato. 30 ore settimanali nel macello della sorella Chiara, dove dirigerà la produzione, e volontariato a Campolongo Maggiore insieme all'associazione Mondo di Carta, impegnata a ristrutturare l'ex villa del boss della Mara del Brenta, Felice Maniero, e che sarà poi destinata a eventi di sensibilizzazione contro la criminalità. Fino a quando avrà scontato del tutto la pena, Onichini potrà muoversi liberamente all'interno della regione Veneto, mentre per uscire avrà bisogno di un permesso speciale. Inoltre dovrà rimanere a casa tra le 22 e le 6 del mattino, con le forze dell'ordine che potranno presentarsi nella sua abitazione anche di notte per verificare che sia effettivamente presente. Non avrà altri obblighi come il braccialetto elettronico o la firma nelle stazioni dei carabinieri o in questura. Inoltre potrà seguire anche l'attività dell'azienda agricola di famiglia. Insomma, un graduale ritorno alla vita normale che era tutto ciò che sognava.